diamo fuoco alla Befana, che è l'ultima festa che si fa. E questa è una manifestazione che è da 30 anni che la stiamo facendo, assieme a tutti i collaboratori di Poggio, del quartiere, ma siamo rimasti in pochissimi. Abbiamo portato le maschere, abbiamo portato la legna, il falò per fare questa manifestazione. Comporta molto lavoro. C'è una lotteria della banda intercomunale Poggio-Rusco-Quistello, abbiamo il vin brûlé, i dolci per i bambini, c'è la Befana che gira in mezzo al pubblico. Niente, abbiamo organizzato come frazione una bella manifestazione da 30 anni. Grazie a nome della Proloco, della banda, del quartiere Borgo, grazie a tutti i volontari che hanno fatto un rogo bellissimo, grazie a tutti voi che avete partecipato, dimostrando ancora una volta che insieme possiamo fare una bella manifestazione nel rispetto delle persone e degli animali. Ecco, una volta così la lanterna va a capovolte, tenuta bassa. Il Buriella della Vecchia, il rogo della Vecchia è una tradizione che contraddistingue insomma tutta la Bassa e ovviamente anche la provincia mantovana. E a Poggio da alcuni anni abbiamo pensato per cambiare, per una nuova sensibilità anche di rispetto nei confronti degli animali ma anche delle persone, di differenziarci un po' dai soliti fuochi artificiali. E poi vicino abbiamo Revere, che è la patria dello spettacolo forse più bello per la Befana. Di fuochi artificiali noi abbiamo scelto di differenziarci puntando su uno spettacolo però parimenti direi emozionante, forse anche più magico, quello delle lanterne colorate, il lancio augurale per un buon anno, una lanterna a cui affidare i propri desideri per l'anno nuovo.